Dio ha preparato il mondo e ha fatto tutto con amore, e quando è stato tutto pronto allora ha creato noi, per donarci il mare, i prati, i fiori, il sole, tanta vita. Lui che a tutti vuole bene, ci conosce e non ci lascia soli mai. Oh Padre, ma che gioia di cielo incontrare te, che gioia di cielo stringerci a te. Oh Padre, ma che festa felice stare insieme a te, che festa felice stare con te, che sei nostro papà. Dio è il Padre buono che sa ciò che abbiamo dentro l'anima, che di noi si cura, che ogni giorno sempre pensa a noi, che ha mandato il Figlio suo nel mondo per accarezzarci, per portarci il paradiso, per portarci il dono della vita sua. Oh Padre, ma che gioia di cielo incontrare te, che gioia di cielo stringerci a te. Oh Padre, ma che festa felice stare insieme a te, che festa felice stare con te, che sei nostro papà. Tu sei il nostro solo Padre, fai di noi tutti fratelli, che abitano nella stessa casa, quella che ci dai, grande come il mondo, casa che raccoglie la famiglia tua, e oggi noi ci ritroviamo mano nella mano per cantare a te. Oh Padre, ma che gioia di cielo incontrare te, che gioia di cielo stringerci a te. Oh Padre, ma che festa felice stare insieme a te, che festa felice stare con te, che sei nostro papà. Dio ha preparato il mondo e ha fatto tutto con amore, e quando è stato tutto pronto allora ha creato noi, per donarci il mare, i prati, i fiori, il sole, tanta vita. Lui che a tutti vuole bene, ci conosce e non ci lascia soli mai. Oh Padre, ma che gioia di cielo incontrare te, che gioia di cielo stringerci a te. Oh Padre, ma che festa felice stare insieme a te, che festa felice stare con te, che sei nostro papà.
Oggi la nostra comunità parrocchiale è in festa per questi ragazzi che per la prima volta si accostano al sacramento dell'Eucarestia per ricevere in dono il pane della vita. Con amore e gratitudine li seguiamo in questa Santa Messa. Con la loro fresca innocenza ci fanno rivivere momenti di gioia e di paradiso. Li affidiamo con fiducia alla Vergine Madre perché li accompagni nel cammino della vita. La cerimonia inizia con il saluto alla Madonna. Cara Mamma del Cielo, nell'offrirti questo piccolo omaggio di fiori, ti preghiamo di accompagnarci oggi, con fede e con tanto amore, a ricevere Gesù nel nostro cuore. Insegnaci ad essere obbedienti alla volontà di Dio, ad essere riconoscenti verso il nostro amico Gesù, ad amare Lui ed in Lui tutti i nostri fratelli e sorelle. Grazie Maria. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari ragazzi, che cosa chiedete a Dio e alla sua Chiesa? Sapete chi riceverete oggi per la prima volta? Sì, lo sappiamo, perché per noi oggi è un grande giorno. Riceveremo il Signore Gesù, morto e risorto per noi, presente nell'Eucaristia. E ora, genitori, anche voi siete coinvolti, potete leggere il testo lì e faranno domanda anche a voi, oltre che alle catechiste che li hanno accompagnati. Cari genitori e catechiste, potete assicurare che questi ragazzi sono preparati al primo incontro con Gesù? Sì, essi sono preparati con gioia a questo grande incontro e ora chiedono l'aiuto della nostra preghiera e l'esempio della nostra vita per poter amare Gesù ogni giorno di più. Cari ragazzi, con grande gioia, a nome della Chiesa, accolgo la vostra richiesta. Sia sempre Gesù, l'unico vostro amico, e vi benedica ora e sempre. Amen. Fratelli e sorelle, alla mensa di Gesù siedono tutti coloro che sono suoi amici e che si sentono amici con tutti gli invitati, consapevoli che molto spesso non ci siamo presi cura di questa amicizia. Chiediamo perdono a Gesù, perché il nostro cuore sia sempre generoso e pronto ad amare. Gesù, ti chiediamo perdono per tutte le volte che siamo rimasti chiusi noi stessi, senza donare la nostra gioia e il nostro sorriso agli amici. Signore, pietà. Signore, pietà. Gesù, ti chiediamo perdono per tutte le volte che ci siamo dimenticati il tuo comandamento dell'amore e non sempre siamo stati pronti a perdonare e a fare pace con i nostri fratelli e sorelle. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Gesù, ti chiediamo perdono per tutte le volte che ci siamo dimenticati di te e non abbiamo partecipato alla messa domenicale. Aiutaci a ricordare che tu sei il nostro migliore amico e sei sempre al nostro fianco. Signore, pietà. Signore, pietà. Dio, Padre buono, che ci perdona sempre, quando siamo pentiti di vero cuore, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, noi sappiamo che tu ci sei sempre vicino e che tutte le cose belle che ci circondano sono frutto del tuo amore per noi. Per questo vogliamo esprimere la nostra gioia e il nostro amore
con queste parole di lode. Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gioia eterna, perché l'umile gregge dei tuoi fedeli giunga dove lo ha preceduto Cristo, suo pastore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo e Barnaba, proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiochia in Pisidia e, entrati nella sinagoga nel giorno di sabato, sedettero. Molti giudei e proseliti, credenti in Dio, seguirono Paolo e Barnaba ed essi, intrattenendosi con loro, cercavano di persuaderli a perseverare nella grazia di Dio. Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola del Signore. Quando videro quella moltitudine, i giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Barnaba con franchezza dichiararono: era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore: io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all'estremità della terra. Nell'udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione, ma i giudei sobillarono le pie donne della nobiltà e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li cacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dai piedi, andarono a Iconio. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo, parola di Dio. Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
Acclamate il Signore, voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza. Noi siamo suo popolo, gregge che Egli guida. Riconoscete che solo il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo. Noi siamo suo popolo, gregge che Egli guida. Perché buono è il Signore, il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione. Noi siamo suo popolo, gregge che Egli guida. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi. Ecco, una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vestite candide e tenevano rami di palma nelle loro mani. E uno degli anziani disse: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide con il sangue dell'agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno più fame né avranno più sete, non li colpirà il sole né arsura alcuna, perché l'agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparlo dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Allora, vorrei partire dal Vangelo di domenica scorsa perché Gesù aveva detto a Pietro, ma attraverso Pietro a ciascuno di noi,
di pascere il suo gregge, cioè di prendersi cura di tutte le persone che avrebbe incontrato. Noi oggi siamo qui per fare esperienza di un Dio che si prende cura di noi, perché l'Eucaristia innanzitutto è questo, Dio che si prende cura di noi, perché quando uno ama qualcuno si prende cura di lui. E allora quante volte abbiamo detto che l'Eucaristia è un dono d'amore da parte di Gesù. Allora lui dice: imparate da me a prendervi cura. E lui com'è che lo fa? Lo fa con molta attenzione, tant'è che ci rispetta, al punto che lui che è onnipotente, lui che è immensità, che cosa fa? Si fa piccolo, perché noi lo possiamo accogliere. Prima forma di rispetto: io non mi impongo sull'altro, ma io prendo le misure dell'altro. L'attenzione, guardo che cosa tu puoi ricevere o che cosa tu hai bisogno di ricevere da me. Gesù sa che noi abbiamo bisogno di amore, per questo lui ci ama. Anche noi dovremmo imparare ad avvicinarci alle persone chiedendoci sempre di cos'è che avrà bisogno, cos'è che io posso donare all'altra persona perché possa andare via dall'incontro con me felice. Noi andremo via dall'incontro con Gesù ogni volta e felici se ci saremo sentiti amati. Lui fa tutto il possibile per fare questo. Anche noi dovremmo sempre chiederselo. Quando io vado via da qualcuno, l'altra persona, che ricordo è che conserva di me? È solo se noi conserveremo un ricordo bello di Gesù. Per questo noi oggi siamo qui e preghiamo per voi, perché questo primo incontro possa essere un incontro bello, straordinario. Io so che è da un po' che siete emozionati e anche stanotte penso che lo siate stati tanto. Ecco, io mi auguro che questa emozione che voi sentite dopo possa rendere l'incontro con Gesù un incontro straordinario, perché solo così vi verrà la voglia di ritornare. Allora, prendersi cura significa proprio questo: amare l'altro donandogli ciò di cui ha bisogno, consapevoli che tutti noi possiamo donare all'altro ciò di cui l'altro ha bisogno, perché l'amore lo abbiamo tutti noi, quindi tutti noi lo possiamo donare. Dall'altra parte sappiamo anche che l'amore è bello, ma non è sempre facile da dare. Ecco perché abbiamo bisogno continuamente dell'amore di Dio, che ci guarisca lì dove noi e quando noi facciamo fatica ad amare. Questo è il primo messaggio. Gesù ci dice: guarda che io affido a te le persone che incontrerai. Pensate che bello sapere che le persone ci vengono affidate. Quindi quando noi incontriamo qualcuno, le possiamo incontrare in maniera distratta oppure le possiamo incontrare sapendo che ci vengono affidate. Che Gesù dice: senti che ogni persona ti è affidata, prenditi cura, accorgiti di quella persona, sii attento. Come cambierebbe il nostro modo di incontrare le persone? Gesù ci fa fare un altro passo ancora e dice: perché ogni persona è importante? Perché ogni persona è sacra. Noi parliamo dell'Eucaristia anche come un sacrificio. Sacrificio non vuol dire solo una cosa faticosa. Sacrificio innanzitutto significa rendere sacro qualcosa, fare sacro qualcosa. Allora, Gesù perché si offre come un sacrificio? Per dire che noi siamo sacri. Essere sacri vuol dire che siamo importantissimi. Se una persona è sacra, se qualcosa è sacro, io dovrei donare il massimo del rispetto. Allora ricevere l'Eucaristia non è solo adempiere un dovere, ma è fare questa esperienza di un Dio che ci ama e che ci ricorda che noi siamo sacri. Anche qui provate a immaginare, se l'altra persona è sacra, capite quanto rispetto noi dovremmo dare? Per questo, quando ci capita di litigare, dovremmo subito perdonarci. Se posso fare a meno di litigare, dovrei farlo. Se ho il dubbio se dire la verità o raccontare una bugia, se io penso che l'altra persona è sacra, quindi è preziosa, è importante, voi capite che immediatamente dovrebbe venirmi spontaneo dire la verità. Se mi viene chiesto di aiutare qualcuno
se l'altra persona è sacra, cioè è preziosissima, voi capite che è per questo che dovrei aiutarla. Perché dovrei obbedire alla mamma, al papà o a chi mi vuole aiutare a crescere bene? Perché l'altra persona è sacra e quindi la rispetto e quindi so che è preziosa e importante per me. Allora Gesù nell'Eucarestia ci ricorda anche questa verità, che noi possiamo accettare oppure meno, ma voi capite che è questo che fa la differenza. È per questo che per noi cristiani è fondamentale partecipare all'Eucarestia, perché riceviamo l'amore di Dio, perché Lui ci ricorda che siamo sacri, che ogni persona è sacra e per questo io non dovrei mai fare del male agli altri. Quindi è qui che noi capiamo, quando Gesù dice di amare tutti, anche chi dobbiamo amare? Vi ricordate? La cosa proprio più difficile. Bravissimo, amare i nemici. Capite? Noi possiamo capire perché Gesù ci dice di amare anche i nemici, perché per Lui anche i nemici, quelli che per noi sono dei nemici, è comunque una persona sacra, quindi va rispettata. Questo noi lo impariamo nell'Eucarestia, questo possiamo farlo solo grazie all'Eucarestia. E poi avete sentito, Gesù ci diceva che siamo talmente preziosi che Dio Padre che cosa fa? Se noi lo vogliamo, ci prende per mano e tiene talmente forte la nostra mano che niente ci può strappar via. Io non so se voi avete mai fatto esperienza qualche volta di aver paura. Se avevate vicino la mamma o il papà, penso che vi siete avvinghiati alla mamma e al papà o gli avete preso la mano e l'avete fatto perché eravate sicuri che la mamma o il papà non vi avrebbe mai mollato, non vi avrebbe mai abbandonato. Quando noi recitiamo la preghiera del Padre Nostro, facciamo proprio questo, tendiamo la mano a Dio e sappiamo che Lui ce la afferra e Lui non la mollerà mai la presa, a meno che noi non decidiamo di mollare la presa, ma Lui non la mollerà mai. Anche questo dice quanto siamo importanti. Quindi vuol dire che tra noi e Dio si crea proprio uno spazio particolare, che è uno spazio di amore. Questo magari lo possiamo capire un po' di più noi adulti, quindi lo dico soprattutto a noi, ma per noi cristiani, ogni volta che incontriamo qualcuno, dovremmo ricordarci che tra quella persona e Dio c'è uno spazio sacro, perché è dentro a questa relazione. Allora io dovrei entrare sempre in questo spazio, in questa storia, nella vita delle persone con il massimo del rispetto. E questo è quello che fa la differenza per noi cristiani. Allora solo se noi lo viviamo così il cristianesimo, allora non sarà sempre facile, però potrà fare la differenza nella nostra vita e nella vita dell'altro. Allora è qui che noi capiamo perché l'Eucarestia, il trovarci insieme, è importante. E concludo con la voce. Gesù oggi diceva che le sue pecore ascoltano la sua voce e la riconoscono. Quando è che noi ascoltiamo volentieri la voce di qualcuno? Quando siamo convinti che è una voce che ci fa bene, quando è una voce di qualcuno che ci vuole bene, la voce di un amico, la voce che noi vogliamo ascoltare. Tant'è che voi sapete bene la differenza tra uno che parla e la voce. La differenza è questa. Facciamo l'esempio più semplice che potete capire. Se la mamma o il papà vi dicono di fare qualcosa, il passaggio dalla parola alla voce è: se io non li voglio ascoltare, quella rimane una parola. Qualcuno che parla, ma non l'ascolto. Quando è che diventa voce? Quando io l'ascolto. Perché? Perché so che quello che mi viene detto è qualcosa che mi fa bene, anche se magari in quel momento mi può dare fastidio, anche se magari mi dice di fare qualcosa che io non vorrei fare, però so che quella voce va ascoltata perché è una voce che mi fa bene. Lo stesso accade con Dio. Quando è che noi decideremo di ascoltare la voce di Dio? Quando saremo convinti che è una voce che vale la pena di ascoltarla.
E allora qui lo dico soprattutto a voi adulti. Voi oggi avete accompagnato qui i vostri figli, i vostri nipoti, insomma, in base al legame, insomma, li avete portati qui perché siete convinti che è una cosa buona. Ma capite che non può essere buona per loro e non essere buona per noi adulti. Non possiamo dire che a loro fa bene ascoltare la voce di Dio se poi a noi questa voce non serve più. Allora qui il Vangelo oggi ci ricorda ancora una volta che prima di tutto la voce di Dio deve diventare una voce buona per noi. È per noi che deve essere una voce che ascoltiamo volentieri perché siamo convinti che è una voce che ci fa bene, perché Dio ci ama. E allora questo è il primo passaggio. Se per noi questa voce sarà una voce buona, allora anche per i vostri figli questa voce sarà una voce che vale la pena di ascoltarla. E questa voce è una voce di chi ci ama. Noi oggi siamo qui per questo motivo qui. Al di là di tutto, se non ci crediamo in questo, non avrebbe senso. Allora, questo Dio che noi incontriamo nell'Eucaristia è un Dio che ci ama. E proprio perché ci ama, tutto quello che esce dalla sua bocca sono parole buone, sono parole che ci fanno bene. Cominciamo a crederci noi adulti per primo. Cominciamo ad ascoltare questa voce. E allora poi aiuteremo anche questi bimbi ad ascoltarla volentieri, questa voce. Aprite per voi ragazzi il libretto a pagina 5, oppure tutti gli altri possono sempre guardare il libretto proiettato. Ma qui il dialogo è tra me e i ragazzi. Cari ragazzi, prima di accostarvi alla mensa di Gesù, volete voi rinnovare la professione della vostra fede? Sì, vogliamo. Cari ragazzi, volete seguire Gesù nella vostra vita e tenervi lontani da Satana, che fa di tutto per non permetterci di amare Dio, il prossimo e noi stessi? Sì, lo vogliamo. Credete in Dio Padre che ci ha creati, ci ama e ci vuole felici per sempre con Lui? Credete in Gesù Cristo, Figlio di Dio, morto e risorto per noi e presente nell'Eucaristia a cui state partecipando e che vi preparate a ricevere con amore nel vostro cuore? Credete nello Spirito Santo che ci dà la forza e il coraggio per vivere nella dignità dei figli di Dio. Credete nella Santa Chiesa Cattolica fondata da Gesù come famiglia di Dio, nella comunione dei santi, con il perdono dei peccati per risorgere alla vita eterna? Questa è la nostra fede e siamo orgogliosi di professarla. In questa fede speriamo di vivere sostenuti dalla grazia di Gesù Cristo, nostro Signore. Cari ragazzi, ci prepariamo ad incontrare Gesù, pane di vita, insieme ai vostri genitori e a tutti i vostri familiari qui riuniti. Preghiamo perché la gioia di questo incontro porti in tutti la pienezza del suo amore. Ripetiamo assieme: ascoltaci, o Signore. Perché la Chiesa ricolma di Spirito Santo, annunci senza stancarsi per il Vangelo di Gesù e il mondo diventi più buono con la nostra testimonianza di vita. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per il Santo Padre, Papa Francesco, perché i suoi accurati appelli per la pace nel mondo trovino ascolto in tutti gli uomini di buona volontà. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore.
Per il nostro parroco Don Michele, perché viva il suo ministero sempre con amore e la sua vita sia sempre più modello di fede, speranza e carità per l'intera comunità a lui affidata. E ti chiediamo di benedire Don Francesco e Don Paolo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Caro Gesù, fra poco sarai nei nostri cuori e sarà un'esperienza bellissima. Aiutaci a non dimenticare che questo momento lo potremo rivivere ogni domenica della nostra vita. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore, Tu ci hai condotto con mano all'incontro con Te. Fra poco Ti donerai a noi come pane di vita. Concedici di scegliere sempre Te come cibo che nutre e bevanda che disseta. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Grazie Gesù per le catechiste, ci hanno accompagnato con amore nella preparazione, aiutandoci a capire l'importanza di questo momento. Ricompensale con il tuo amore e fa che continuino ad accompagnarci nel nostro cammino di fede. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i nostri genitori, perché questa bellissima esperienza faccia loro riscoprire la fede, per crescere insieme a noi in un gioioso cammino d'amore. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Oggi è anche la festa delle mamme e quindi vogliamo fare una preghiera speciale anche per tutte le mamme. Le vogliamo affidare innanzitutto a Maria, ma le vogliamo affidare anche a Dio. Lui si presenta come un padre, ma si presenta anche come una mamma. Ragazzi, ma secondo voi le vostre mamme fanno dei sacrifici per voi? Sì. Sacrificio, capite? Sacrificio vuol dire che tu sei prezioso per me. Allora, prima abbiamo detto, attraverso il sacrificio capiamo che Dio ci ama. Attraverso i sacrifici che mamma e anche papà fanno, voi capite quanto siete preziosi. Allora, la parola sacrificio è vero che a volte porta con sé un po' la fatica, perché amare è anche faticoso. Ma sacrificio vuol dire far capire all'altro quanto è prezioso. Allora, per tutti i sacrifici che le mamme oggi in modo particolare le ricordiamo, ma anche i papà fanno per voi, che il Signore li ricompensi e li aiuti sempre. Preghiamo. E ti affidiamo tutto questo per Cristo nostro Signore. Noi ci mettiamo seduti e accompagniamo l'offertorio. Vengono messi sull'altare il pane e il vino, segni voluti da Gesù per ricordarci che il rapporto con Lui va nutrito e che Lui ci dona il suo amore perché siamo Suoi amici. Antica eterna danza per fare un solo pane.
Preghiamo, fratelli e sorelle, perché l'offerta della nostra vita, unita al sacrificio di Cristo, sia gradita a Dio Padre Onnipotente. Alla lode e gloria del suo nome, del nostro. O Dio, che in questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Fate vedere cosa si fa adesso per far capire che è un momento speciale questo qua. No, se ce la fanno i ragazzi penso che possiamo farsela tutti. Ecco. I gesti aiutano, sapete, anche il corpo aiuta. Mettersi in ginocchio è già fare un atto di fede, perché se ci credo che qui tra un po' arriva Dio mi metto in ginocchio. Quindi il fatto di farlo o di non farlo già è un modo per dire e per aiutarci. Veramente santo, sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche di tutti i tuoi figli che oggi, per la prima volta, raduni qui alla mensa della tua famiglia nella partecipazione al pane della vita e al calice dell'eterna salvezza. Concedi loro di crescere sempre nella tua amicizia e nella comunione con la tua Chiesa. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, i martiri e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio noi canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Per quasi tutta la messa abbiamo pregato per voi e pregheremo ancora per voi, però adesso vi chiederei di fare una preghiera speciale per i vostri genitori. Adesso noi recitiamo la preghiera del Padre nostro. Io so che per voi non è un problema sentirvi figli di Dio. Pregate perché anche le vostre mamme e i vostri papà possano sentirsi veramente figli di Dio, che Dio trovi tutti i sistemi per riuscire a far sentire loro questa cosa qui, perché se si sentiranno figli, allora anche a loro verrà spontaneo prendere la mano di Dio e poi non la molleranno più. Ok, allora voi pregate per questo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi di amare e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace, che è dono del Signore risorto, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Con uno sguardo scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati noi, che siamo invitati alla cena dell'agnello. O Signore,
Per la comunione, ecco, ricordo che prima la faranno i bambini, poi passeremo a portare la comunione a chi lo desidera, chi poi vorrà fare la comunione rimane in piedi, si aprono bene le mani, si riceve l'Eucarestia, chi poi non farà la comunione si mette seduto.
Allora, ragazzi, adesso facciamo assieme la preghiera. Abbiamo sentito che la voce ce l'avete, quindi una preghiera che voi fate di ringraziamento. Pronti? Gesù, vogliamo ringraziarti, sei donato a noi nell'Eucaristia. Tu dici, chi mangia di me, vivrà per me. E così, Gesù, ti abbiamo perché in te abbiamo trovato un amico sincero, vero, è la stessa sorgente di vita. Allora, adesso prima riceviamo la benedizione, poi facciamo tutti gli auguri, tutti i ringraziamenti, tutto quello che dobbiamo fare. Il Signore sia con voi, vi accompagni la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Oh, siamo arrivati alla fine. Voi siete stati bravissimi, quindi io penso che un primo applauso potete proprio farvelo a voi. Poi un ringraziamento alle catechiste che vi hanno accompagnato in questo momento. Aspetta, il microfono. Aspetta che si riprendano un attimo perché c'è dell'emozione. Sì. Care catechiste, Elena, dov'è? Non la vedo. Elena, Maria Claudina e Maria Rita. Noi genitori e i nostri bambini volevamo ringraziarvi per l'impegno, la passione, grazie, ed il cuore che ci avete messo per arrivare a questo giorno importante della prima comunione. Come ricordo abbiamo pensato a questo foglio plastificato con tutti i nomi dei bambini. Lo potete usare come tovaglietta per la colazione o da mettere sotto per fare qualche lavoretto. Adesso ve lo consegno. Inoltre abbiamo pensato di offrirvi un'occasione conviviale, pranzo, cena, quello che volete, con chi volete, sui Colli di Conegliano. Un abbraccio a tutte e tre, vi ringraziamo di cuore e tutti insieme, bambini, al 3 facciamo un grazie di cuore. 1, 2, 3. Grazie di cuore! Cari bambini, noi genitori siamo molto orgogliosi per questo grande giorno e per il vostro impegno.
Ora siamo noi genitori a chiedervi: l'ostia è buona? Che sapore ha? Sì, è buona, ha il sapore della serenità, ci fa sentire la vicinanza di persone a noi care che non ci sono più. Anche quando ci sentiamo stanchi, brutti e tristi, ha il sapore dell'accoglienza e della speranza. Abbiate coraggio ad accogliere Dio nella vostra vita. Questa prima comunione è solo il primo passo del vostro cammino di fede, ricordandoci tutti che solo il seme che viene accudito ogni giorno porterà frutto. Bravi bambini! Poi facciamo una pausa. Ringraziamo anche i chierichetti che sono qui, perché anche loro vedete che abbiamo ridotto anche molto le misure, quindi anche insomma, dai più piccolini si può arrivare su. Ringraziamo il coro innanzitutto. Ma anche i musicisti, perché io pensavo se ogni domenica avessimo questi musicisti qua sarebbe... Ragazzi, sapete, in questi giorni ho sentito una cosa, che se voi lo chiedete vi portano a messa, se non glielo chiedete non vi porteranno a messa. Allora, secondo me, da domenica prossima dovete cominciare a chiedere a mamma e papà: mi portate a messa? Ok? Che così sarà un modo per trovarci insieme, per continuare a far festa, e poi, se voi, chi è con l'albrigo va con l'albrigo e so che avete tempo per stare poi insieme, a giocare anche lì. Ma anche chi viene qui, se voi comincerete a venire, ci sarà il motivo per aprire dietro. Quindi avete la possibilità anche di continuare a giocare insieme. Ecco, che questo sia proprio... Una delle vostre mamme diceva che per lei fare l'Eucarestia è come essere a casa. Lei si sente proprio in casa. Io mi auguro proprio che possiate sentirvi in casa qui, in casa e di casa proprio di là in oratorio, in centro parrocchiale, in modo proprio da trovarci insieme a far festa. Quindi mi raccomando, ecco, ci diamo proprio questo appuntamento bello insieme. Basta pausa? Carissimi ragazzi, è finalmente arrivato il giorno della prima comunione, il giorno dell'incontro, il momento tanto atteso per ricevere Gesù. Con grandissima emozione, noi catechiste vi ringraziamo per la vostra attenzione, la vostra meraviglia e la vostra naturalezza. È stato per noi un percorso di gioia e di entusiasmo, anche se non sempre facile visti i tempi. Una grandissima opportunità potervi condividere e accompagnarvi in questo cammino di amicizia con Gesù. Abbiamo cercato di far parlare i vostri cuori, provato a voler essere figli di Dio attraverso riflessioni e quindi comportamenti. Questa però, cari ragazzi, è solo una tappa, la prima scelta compiuta da voi personalmente. Adesso tocca davvero a voi rimanere fedeli a questo incontro e fare spazio a Gesù nelle vostre vite per camminare fianco a fianco. Conservate il sapore buono dell'Eucarestia e fate in modo che vi rimanga sulle labbra, per parlare con amore e rispetto, per usare le parole di Gesù e pregarlo. Conservatene il gusto e lasciate sempre uno spazio di fame. Ritornate alla mensa di Gesù per prenderne ancora e sperimentare come è buona la sua amicizia. Cari genitori, facciamo in modo che la dolcezza di questo incontro duri e che si realizzi quotidianamente. È nostra responsabilità dare continuità a quanto avvenuto oggi. Come cristiani è nostro compito fare in modo che i nostri figli si sentano presi per mano e accompagnati a vivere Gesù. Ora non resta che festeggiare questo meraviglioso giorno. Permetteteci però di ringraziare tutti quanti hanno reso possibile in questo tempo, questo percorso e questo giorno. L'intero gruppo catechistico, il coro, Don Michele che ci ha accolto con immensa fiducia, tutti i don della parrocchia a cui abbiamo potuto far riferimento, le nostre famiglie che ci hanno supportato e a volte anche sopportato.
È stata una grandissima esperienza umana e di amicizia. Grazie Gesù e ancora di più grazie alla nostra Madre Misericordiosa che ci ha reso mamme fortunate di questi meravigliosi figli e allo stesso tempo figli di meravigliose mamme. Solo una cosa che non è scritta perché non era prevista. Oggi manca un bimbo, Alberto. Purtroppo la pandemia ha deciso di tenerlo a casa assieme alla famiglia e quindi se ci sta guardando lo salutiamo perché è stato per lui un dolore, una cosa difficile da digerire e quindi insomma mettiamoci nei loro panni, insomma ecco, lo salutiamo affettuosamente con la promessa poi di stargli vicino quando sarà il suo momento. Ecco. Ciao Alberto. E possiamo anche già dire a Alberto che domenica 29 faremo la messa di chiusura dell'anno catechistico, ci sarà anche la scuola dell'infanzia, poi ci saranno dei giochi e quindi sarà quella, penso, l'occasione anche per lui, ecco, di poter fare la prima comunione. Quindi dato che ci saremo, lui, ecco, farà festa in modo particolare e recupereremo, quindi tenetevi pronti per il 29 a fare festa. Adesso in teoria ci dovrebbe essere una sorpresa, quindi come io non la so, allora adesso ci mettiamo seduti e vediamo sta sorpresa. Oh. Consegniamo un dono a Don Michele e un messaggio da parte di tutti i bambini.
Bene, dopo ci sarà la foto. Terminata la foto riceverete due cose: un pensiero che è la parola di Dio in formato quasi tascabile e un rosario, dato che siamo nel mese di maggio, e poi riceverete un panino fatto in casa. Avrete due possibilità: ve lo potete mangiare tutto da soli, oppure cosa potreste fare oggi durante il pranzo? Domani me lo racconterete, quindi vediamo cosa succederà. Ok, domani mi racconterete se ve lo siete mangiato tutti da soli oppure se avete fatto qualcos'altro. Allora adesso penso che ci disponiamo intanto per la foto e dopo vi diamo tutto quello che dobbiamo darvi, ok?